Il 5,2% sono le imprese che si sono avvicinate all'intelligenza artificiale. 2 anni dopo questa cifra è aumentata a 9,2%. La media nazionale è circa 8%, però siamo al di sotto di quella che è la cifra europea del 13,5%. I dati arrivano da un'indagine Istat del 2021, aggiornata circa 2 anni fa. In pochi anni sono tanti gli investimenti che le aziende del territorio stanno facendo sull'intelligenza artificiale, strumento ormai cruciale per lo sviluppo economico. Il 34% delle imprese nei prossimi 2 anni intende investire in intelligenza artificiale. L'anno prima era il 25%. Al convegno dedicato alla materia, organizzato allo IUSVE di Mestre, imprese, giovani e cittadinanza si sono riuniti per riflettere sui risvolti economici e sociali che l'AI può portare. Un momento anche per diffondere la conoscenza di questa materia e anche le modalità magari di capirne di più l'approccio. Quindi noi riteniamo che ci sia la necessità sempre di più di informare e formare anche le coscienze rispetto al tema. E proprio sulla tutela del territorio di Venezia, l'intelligenza artificiale potrà infatti cambiare il modo di amministrare la città. Penso che la cosa positiva è che se c'è un cambiamento deve avere un vantaggio, deve essere utilizzata in modo corretto, ma soprattutto bisogna formare e preparare le persone, proprio perché la macchina non ha la coscienza quando invece le persone hanno la coscienza. Quindi anche la città sicuramente in futuro dovrà lavorare e pianificare utilizzando strumenti come l'intelligenza artificiale. È il presente e il futuro e un'opportunità nuova rispetto al passato, ha detto il patriarca di Venezia Francesco Moraglia presente al convegno. La sfida, dice, sarà capire se ci renderà più uomini o ci priverà dell'umanità. Importante saper governare il progresso.